Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su Social Venerdì Sportivo. Oggi in compagnia di Massimiliano Zuddas, direttore sportivo, nonché anche psicologo dello sport. Ciao Massimiliano, grazie di essere presente. Ciao, buonasera a tutti. Grazie Allora, dell'invito. grazie a te, grazie ovviamente per aver ben ritrovato, visto che comunque da un po' che non ci vedevamo. Grazie a tutte le persone che si stanno collegando, quelle che vedranno in diretta e quelle che vedranno anche in differita la puntata di oggi. Grazie agli sponsor e a Blog Cagliari Calcio 1920 per la condivisione del progetto. Allora, iniziamo subito parlando di questa, ahimè, le note dolenti. Il Cagliari che comunque dopo il brodino, il pareggio con tante recriminazioni col Sassuolo, il Cagliari perde con la Lazio 1-0, con anche qui recriminazioni, però sai, Massi, qui subentrano tante componenti, però innanzitutto ti chiedo, il Cagliari immagino che tu lo stia vedendo, che idea ti sei fatto della squadra che sta scendendo in campo in questo periodo? Beh, guardando le partite, analizzando un po' di numeri, soprattutto anche cercando di sentire un po' gli umori anche da lontano, chiaramente una squadra tesa, è palpabile anche un po' la paura, la preoccupazione, ma questo è anche inevitabile. Questa è la prima impressione, però chiaramente poi a un momento così lungo di difficoltà si arriva per vari motivi che noi possiamo anche cercare di analizzarli, lo faremo se la trasmissione è incentrata anche su questo, però chiaramente sai bene che poi è anche un attimo scrollarsi di dorso almeno in parte alcuni problemi raggiungendo una vittoria, perché il calcio non è matematica assoluta e non è tutto prevedibile, anche fortunatamente. Però è chiaro che c'è un trend molto negativo che è giusto anche prendere in considerazione senza nascondersi dietro un dito. Allora, intanto lo dico per chi volesse commentare, volesse fare domande, riflessioni, la leggeremo in diretta come sempre. C'è chi dice, e forse anche Di Francesco in testa, che manca una scintilla. Ma è davvero così? O comunque il problema nasce da lontano e quindi magari sì, ci auguriamo che la scintilla arrivi già domenica contro l'Atalanta, però è pur vero che questa scintilla non è mai arrivata, non c'è mai stata, non adesso, ma anche prima. Se ha detto così, ripeto, in parte è giusto, perché certe volte facendo pur mille ragionamenti, mille spiegazioni, è difficile anche prevedere una reazione. Sì, chiamiamola pure scintilla, è anche probabile. La partita di domenica prossima è, se dovessimo analizzare solo i numeri, il momento che vivono le due squadre parrebbe proibitiva, ma di fatto sappiamo bene che potrebbe invece, per motivi anche non valutabili né numericamente né attraverso altre analisi, potrebbe arrivare benissimo una reazione incredibile che nessuno saprebbe neanche spiegare, e potremmo anche fare dei punti che chiaramente tutti noi ci auguriamo. Quindi penso che la scintilla sia l'averla chiamata scintilla sia dovuta a questo, perché lui chiaramente, vivendo la squadra settimanalmente tutti questi mesi, chiaramente è anche non forse, è anche lui preoccupato, ma ne ha ben donde. Abbiamo fatto una riflessione generica, però a te come a me piacciono molto i dati, quindi sono quelli poi che sono oggettivi. Allora, il Cagliari non vince, non conquista 3 punti tutti insieme dal 7 novembre scorso, quindi sono passati insomma qualche mesetto. L'ultima vittoria è quella in casa con la Samp, 2-0 per giunta in superiorità numerica, così come quella col Torino. Scusate. Da allora conquistati su 14 partite appena 5 punti, frutto di 5 pari e 9 sconfitte. Ma non è solo quella a far preoccupare, ma anche l'involuzione in fase realizzativa. Perché se è vero che prima in qualche modo con João Pedro, con Simeone, la baracca andava avanti, nelle ultime 14 partite il Cagliari ha segnato appena 10 reti e ne ha subite 24. Quindi più, diciamo, circa 2 gol a partita. Stiamo parlando di numeri importanti, ecco perché dicevo sì la scintilla, ma qui c'è un discorso di lungo periodo che fa emergere come ci siano delle difficoltà e a livello di gestione e a livello tattico e a livello anche
di prestazioni in campo. Ma sì, intanto bisogna contestualizzare perché con tutti questi cambiamenti, ma non riguarda solo il Cagliari, un po' tutto il calcio di questi tempi, bisogna acquisire una coesione dinamica perché da un momento all'altro si devono cambiare giocatori per volontà propria o per questioni di mercato, di bilancio, eccetera, eccetera. Quindi non si può ragionare più come anni fa con dei progetti diciamo a lunga scadenza stabili, no, è un po' più complicato. A voler andare così velocemente a toccare qualche motivazione un pochino più profonda, è chiaro che un po' di confusione c'è, nel senso che poi hanno confluito, in questi ultimi tempi hanno confluito una serie di difficoltà amplificate dal non aver raggiunto il risultato sicuramente, però la verve di João Pedro Simeone per esempio è venuta a mancare, ci sono state tanti innesti, tante partenze, qualche piccola indecisione su che direzione prendere da un punto di vista proprio della scelta dei ruoli o comunque delle caratteristiche dei giocatori, poi tante casualità che hanno fatto pendere per alcune decisioni, peraltro comunque ipoteticamente anche giuste per quanto riguarda il valore assoluto di alcuni giocatori. Quello che invece poi è stato secondo me sottovalutato è che alcuni giocatori venivano da qualche problema, altri come Nainggolan per esempio avevano lasciato chiaramente un ricordo meraviglioso dell'ultima sua apparizione l'anno scorso, ma nel mentre sono passati diversi mesi, quindi il contesto è cambiato, la sua stessa il suo stato di forma è cambiato, le aspettative erano altissime. Quando si hanno aspettative così alte nei confronti di un giocatore, poi diventa difficile accettare che anche lui possa avere una flessione, possa aver vissuto delle situazioni che l'hanno portato a non avere magari la verve che aveva nei mesi scorsi, nella precedente occasione. Questo è un esempio, giusto per farne uno velocemente, ma ce ne sono tanti altri. Lo stesso Simeone che è partito invece no, una scintilla, altro che è partito in quarta, dopodiché c'è stato l'episodio così secondo me anche un po' di una comunicazione un po' sbagliata, perché lui stesso ha mostrato per un attimo di ambire ad altri palcoscenici, sono tutte delle cosettine che sommate insieme amplificano poi un momento di difficoltà. Certo. Allora c'è un detto che dice chi più spende meno spende. Potremmo dire che Cagliari dice chi più spende male spende, lo dico anche in termini giornalistici, e torniamo al discorso dei dati. Secondo uno studio di CS Football Observatory, cioè l'osservatorio sul calcio di questo studio CS internazionale, nelle ultime 10 finestre di mercato del Cagliari, 10 finestre vuol dire 2 quest'anno, 2 l'anno scorso, quindi mediamente negli ultimi 5 anni, 4 anni e mezzo, il Cagliari ha speso, dati alla mano, 158 milioni di euro e ha incassato 89 milioni di euro. Siamo, dico noi nel senso come Cagliari ovviamente, la sesta squadra del campionato di Serie A per spese. Il Cagliari arriva dopo Inter, Milan, Juve, Napoli e il Parma, pensate bene, è il Parma. Ora, detto che alla società non si può imputare nulla, appunto anche vedendo il tipo di spese effettuate, però è evidente che ad esempio l'Atalanta, che è su in classifica, ha speso di meno. Ecco, forse faccio riferimento un po' a quello che dicevi tu sulla confusione, cioè si è speso molto, ma non sempre si è speso bene. Sì, però sono due progetti molto diversi. L'Atalanta viene da decenni di un'impronta societaria, di gestione e di pianificazione di risultati anche in termini di formazione dei ragazzi molto più solida o molto più datata. Quindi per i Cagliari non è neanche giusto confrontare l'Atalanta con i Cagliari da questo punto di vista. Detto questo, i dati sono quelli che sono, non ci si può, ripeto, nascondere dietro un dito, perché poi alla fine di tutti questi bei discorsi parla il campo. Il campo sta dicendo che le difficoltà ci sono, quindi bisogna da una parte sicuramente sperare che ci sia questa scintilla, da una parte sperare che si facciano punti, perché adesso la cura migliore, ma insomma è evidente a tutti che la cura migliore adesso intanto subito domenica sarebbe quella di fare qualche punto in ogni caso. Questo è quello che speriamo tutti. Ma quello che a me preoccupa è anche un'altra cosa, perché io vedo adesso girando, io non sono in grado di sapere che cosa pensa tutta la Sardegna, però ho visto parecchi commenti, ho un po' diviso tra due estremi, cioè ci sono delle persone che
che offendono in maniera, sono ipercritiche, offendono in maniera anche secondo me esagerata, però insomma ognuno faccia quello che vuole, quindi c'è questo estremo di persone che comunque assumono un atteggiamento distruttivo, esagerato, andando anche oltre il calcio, e io questo atteggiamento non lo condivido. Poi c'è anche un altro estremo di persone magari che sono anche un po' ruffiane, dove tutto va bene, sempre con il sorriso, e io non condivido neanche questi due estremi, perché sono feedback che non sono neanche tanto efficaci, non servono tanto neanche ai dirigenti, alla società. Io penso che però manchi uno spazio, l'ho detto anche qualche altra volta, manca uno spazio di confronto, di feedback efficaci, perché evidentemente qui ci sono questi due estremi che sono evidenti, però non si va da nessuna parte, perché si esacerbano, alla fine si va verso due derive di chi dice sempre sì, che tutto va bene, non va tutto bene, perché se andasse tutto bene non staremmo tutti questi mesi a non far punti, e non ci sarebbero questi malumori, non ci sarebbero una serie di tensioni che sono veramente anche difficili da gestire per tutti, anche per chi osserva da fuori, perché veramente qui non si sa più che fare. Però ripeto, manca uno spazio di comunicazione, e forse si sottovaluta ancora questo aspetto, anche per quanto riguarda poi quello che si traduce in rendimento, perché il rendimento in campo non è dato, cioè la prestazione non è data solo dal rapporto tra giocatori e allenatori. Certo, quello è un serbatoio importante, ma non si conclude lì la motivazione e la prestazione in campo, viene fuori da altri livelli organizzativi e anche dal rapporto con i tifosi, molto importante. Quindi ho anche visto che c'è questo gesto particolare, che comunque è un bel gesto, quello di accompagnare la squadra in un momento così difficile dove non si può andare allo stadio. Questo corteo, ripeto, che sicuramente sarà gestito anche con le dovute precauzioni, però mi sembra un gesto, per esempio, anche distensivo. Infatti questo mi hai anticipato, volevo proprio anticipare questo. Però bisogna anche analizzare con freddezza e con consapevolezza anche questa gestione sia economica che sia di rapporto con i tifosi. A proposito tifosi, appunto, mi ha anticipato sulla notizia, domenica da mezzogiorno la partenza a Semini, diciamo, dall'ingresso della cittadina, si accompagna la squadra con un corteo fino alla Sardegna Arena, se così vogliamo, con lo slogan Deo ci greu, con il Cagliari Club in testa e con tutti i tifosi, proprio per far sentire la vicinanza dei tifosi alla squadra, che per la verità non è mai mancato, neanche nei momenti come questi più critici. Però c'è da dire un'altra cosa, tu da psicologo dello sport e da direttore sportivo, come ti saresti trovato eventualmente a costruire una squadra? Innanzitutto qualitativamente non possiamo dire nulla, perché Nainggolan, Rugani, Asamoah, cioè giocatori che nessuno ha mai messo in dubbio. Il problema, come dicevi tu, che vengono da un periodo che non giocavano, quindi devono rimettersi in forma, bisogna vedere, speriamo che il campionato ci aspetti. Però è anche vero che Di Francesco si trova a dover gestire una rosa di ben 27 elementi. Ecco perché dicevo, da direttore sportivo e da psicologo dello sport, come trovare la quadra in questo senso? Allora, intanto quando si contribuisce a costruire una squadra bisogna fare i conti con, in questo caso, dove le società sono gestite chiaramente da imprenditori che giustamente hanno tutto il diritto di costruire un po' come vogliono e di dare l'indirizzo che vogliono, perché così è. Poi uno può essere non d'accordo, però insomma siamo all'interno di una cosa normale. Bisogna confrontarsi con chi gestisce la società e trovare poi una direzione, e non è cosa facile, perché in mezzo ci sono mille cose. Te ne ho accennato qualcuna prima, nel senso che ci sono giocatori che dall'oggi al domani in base a delle prestazioni vogliono cambiare aria, e questo è un esempio, ma ce ne sono tanti altri, tante cose da mettere insieme, quindi la situazione è molto complessa e difficile, quindi questo non bisogna andare addosso alle persone a prescindere. Questo è, per quanto mi riguarda, se io potessi, se fossi io, chiaramente a me piacerebbe tantissimo avere un progetto anche a lunga scadenza e con dei punti di riferimento chiari, e non dover sempre cucire, ricamare, cioè dover sempre intervenire un po' all'ultimo momento per tappare dei buchi e altro. Questo si può fare una volta, due volte, però ultimamente purtroppo sta capitando spesso, ma ripeto, qui ci sono responsabilità di tutti, ma anche casualità che sono difficilmente controllabili. Ho fatto due esempi prima: lo stato di forma di Pavoletti, era un giocatore formidabile che purtroppo ha avuto, il campo sta dicendo che ha qualche difficoltà, e lo stesso Nainggolan.
ma ce ne sono anche altri. Sono arrivato lo stesso Diego Godin, che giustamente Diego Godin è ancora un grandissimo giocatore, è stato un campione eccezionale quando era nell'Atletico Madrid. Poi è chiaro che i dati ci fanno anche capire che le prestazioni sono leggermente scese, ma questo non vuol dire che lui non vada bene per il Cagliari, ma forse anche lì ci sono state aspettative esagerate e anche immediate. Forse anche lui ha bisogno di un po' di tempo per calarsi in una realtà comunque di lotta per la retrocessione, essendo avanzato un po' con l'età, avendo le prestazioni leggermente calate, ma questo non vuol dire che lui non sia in grado alla sua età di fornire ancora e di dare un contributo assolutamente eccezionale, tant'è che ha fatto una prestazione decisamente migliore l'ultima, e quindi bisogna avere fiducia. Però forse certe volte le aspettative sono state esagerate, sono state comunicate in maniera troppo eclatante, quindi la gente si fa anche un'idea certe volte esagerata con un senso in realtà un pochino alterato. Quindi il discorso è molto complesso. Come psicologo dello sport ti posso dire che forse alcune situazioni sono state sottovalutate. Ci sono tante cose che concorrono, ripeto, a creare dei malumori, dei piccoli, magari tante piccole conflitti non risolti, non affrontati, che possono essere anche cose semplici come la volontà di andare via, oppure la volontà di avere magari un contratto migliore, tante cose che sono normali, dobbiamo parlarne serenamente di queste cose. Però forse alcune volte bisogna starci un po' più dietro e avere anche le competenze per gestire alcune involuzioni, alcuni cambiamenti, alcuni stati anche d'animo che sono particolari, e uno che è capace se ne accorge non solo dalle prestazioni in campo, ma anche da alcuni segnali che possono essere sicuramente captati prima. Ecco. Ma quanto sarà importante? Quanto sarà importante, se lo sarà, il fatto che questi giocatori, la maggior parte di questi giocatori, o sono giovani e quindi con poca esperienza nel massimo campionato, o provengono da realtà importanti. Io prima ho fatto 3 nomi, ma aggiungo anche Godin, Asamoah, Rugani, Nainggolan, che non hanno mai lottato per la salvezza, perché hanno sempre giocato in top club. E quindi, sai, le aspettative, e torniamo al discorso di prima, una cosa è giocare con il coltello fra i denti, un'altra cosa è giocare per certe ambizioni, che sono diverse. Ah sì, ma questo poi stando un po' di tempo insieme si trova il modo anche di trasferirsi un po' di motivazione in questo senso, ma ognuno viene dalla sua storia, ma dai, sono ragazzi che comunque loro lo fanno per lavoro, normalmente si impegnano al massimo. Quello che può aumentare sicuramente la motivazione sono anche altre cose che, ripeto, che non dipendono necessariamente da Di Francesco, e tra l'altro al quale io mando anche un caro saluto, perché insomma, siamo anche amici, siamo colleghi nella Iaconlus da qualche mese, ma io tifo per lui, ma non perché siamo amici, tifo per lui perché comunque è una persona assolutamente capace, sensibile anche a cose extrasportive, e questo gli fa onore. Questo però non mi impedisce chiaramente di attribuire anche a lui alcune responsabilità che tu hai detto, ma ci mancherebbe, le responsabilità sono di tutte, anche sue, perché gestire una situazione così difficile, soprattutto quando incassi la fiducia della società in un momento così difficile dove tutti chiedono la tua testa, non è facile per nessuno, neanche per una persona navigata come lui, che ha un passato da calciatore professionista. È una situazione difficile, e secondo me lui stesso ha bisogno di aiuto, di sostegno, ma il sostegno non è sempre dire di sì. Il sostegno vuol dire anche aiutarlo eventualmente anche a capire dove si può migliorare in qualcosa o dove no. Questo però bisogna esserci vicini. Tanto salutiamo Daniele Gastaldi, che ovviamente ricambiamo. Un abbraccio, Dani. Allora, Massi, come leggi la conferma di Francesco da parte della società? Lo dico perché dopo la sconfitta col Genoa, tu hai ricordato, tutti o la maggior parte della tifoseria hanno chiesto la testa di Di Francesco per dare una scossa, non certo perché non rispettano e non hanno riconosciuto il lavoro del tecnico, ci mancherebbe altro. Il problema è dare la cosiddetta scossa. Ci è riuscito il Genoa con Ballardini, ci sta riuscendo il Torino con Nicola, saluti anche ad Andrea. Allora, Giovanni, arrivano tanti commenti, è palese una società che ha fatto e sta facendo tutto per farsi voler male dai tifosi. Dicevo, come leggi? Perché poi il presidente Giulini ha detto: noi diamo la fiducia, abbiamo rinnovato il contratto di Francesco, rimarrà alla guida della squadra fino a quando il tecnico si accorgerà che ha la fiducia dei giocatori. Cioè mi è sembrato responsabilizziamo i giocatori, ma responsabilizziamo anche l'allenatore.
o no? Vabbè, anche questa è una scossa. Noi siamo abituati alla scossa, cioè di cambiare allenatore, perché è una prassi normale. Allora, Noi siamo reduci dal presidente Cillino che ogni sì, ma non partita è una cosa solo del presidente Cellini, è una cosa diffusa. Allora, io in senso assoluto sono per scegliere un progetto, scegliere un allenatore, poi allineare tutte le componenti affinché questo allenatore possa esprimere le sue competenze e andare tutti insieme avanti e sviluppare un progetto. Questo in senso assoluto. In senso relativo no, in assoluto, perché ci sono delle volte che veramente non è possibile andare avanti. Non è ancora questo il caso. Il presidente qui ha voluto dare un gesto, ha voluto compiere un gesto eclatante in un momento totalmente negativo, che ripeto, in senso assoluto è comprensibile. Sono cose delicate perché, ripeto, speriamo di riuscire a fare dei punti, perché sennò qui si rischia ripeto, e parlo da amico dell'allenatore, ma qui si rischia di inclinare un rapporto ancora, di esacerbare, di riempire ancora, di inclinare un rapporto con una parte dei tifosi, di dare un messaggio quasi di testardaggine, ma non è questo però l'intento della società. L'intento della società è cercare di dare una scossa in questo senso. Ok, Di Francesco, andiamo avanti, abbiamo scelto una strada, cerchiamo di adeguarci. Secondo me ci sono delle cose che si possono assolutamente fare e non mandare via l'allenatore, ma ci sono delle cose che si possono fare per adeguare, per rendere un po' tutte le componenti, diciamo, allineate a questo sostegno, perché se questo fosse solo c'è un un atteggiamento commento, di c'è un testardaggine, commento che ti chiederei di commentare. Secondo Andrea era per campionato troppo corto, non erano giusto per partire con un progetto, bisognava dare continuità a Zenga. Sei d'accordo con questo commento? allora, chiaramente ogni tifoso ha diritto di avere i suoi gusti come allenatore, qui non possiamo discutere su cosa sia giusto o no, perché una parte di tifosi avrebbe voluto Zenga, una parte contentissima di Francesco, una parte avrebbe voluto un terzo allenatore, una parte avrebbe voluto anche Bernardo, Medeo, insomma bisogna avere rispetto un po' di tutti, secondo me, perché la situazione è complessa. Il progetto è partito tanti anni fa e alcune cose di questo progetto sono anche molto belle, anche molto nobili, perché c'è un interessamento anche alla vita extracalcio, cioè ci sono delle cose molto positive. Quello che secondo me bisogna migliorare è i feedback. Ci sono bisogna anche accettare di sbagliare, bisogna anche non solo accettare di sbagliare, ma anche comunicare qualche volta che si fa qualche errore. Non bisogna sempre sorridere e far vedere che tutto va bene, perché non è così. E bisogna anche mostrare questa parte, perché una parte dei tifosi si aspetta questo, Okay. perché sennò continua Arrivano l'ironia, continuano le offese, eccetera, eccetera. Allora, arrivano i commenti. Secondo Stefano, i tifosi debbono aver fiducia della società, ma sento e vedo disamore e molte critiche senza costrutto e senza sapere esattamente come stanno all'interno della squadra. Secondo Stefano, questo è un altro Stefano, la fiducia di Francesco è uno schiaffo a chi voleva remare contro dall'interno. Troppi capricci non ascoltati, qualcuno ha tirato il piedino in campo, il prezzo della testa del mister era troppo alto in virtù di certi comportamenti. Penso che Giulini la scossa l'abbia data in questo senso, per me ha fatto bene. Questi sono altri pensieri sparsi, però Sì, allora, un aspetto è importante. Tu parlavi di confusione e io, diciamo così, da esterno, ovviamente non siamo dentro la cabina dei comandi né in campo né nella dirigenza, però è evidente che ad esempio si è partiti, e questa è dalle dichiarazioni del tecnico di Francesco, sulla richiesta di un regista, un direttore d'orchestra, si è fatti partire Cigarini e Bradaric, si è preso un giocatore come Marin e a fine girone d'andata, per ammissione dello stesso presidente Giulini, Marin non è un regista. Ecco, non solo, l'unico pseudo regista che ha dimostrato di avere comunque quelle qualità era Oliva, che è stato dato al Valencia. Ora io dico, ecco perché dico, ma a un certo punto, quando si mettono le carte in tavola, perché non parlare chiaramente? Perché poi alla fine, come dicevamo, emergono questi dualismi, emergono queste situazioni del detto e non detto, di giocatori adattati, perché si sta andando avanti con molti giocatori adattati. allora sono domande complicate. Potremmo continuare perché non è stato un perché potremmo Ti sento malissimo, ma sì, ti sento male. Intanto salutiamo
Ti salutiamo Sandrino che ci saluta da Londra. Vediamo un po'. Prova adesso? Sì, adesso va bene, prego, prego. Sì. Dicevo, per poter commentare in maniera, insomma, in maniera opportuna cose di questo genere bisognerebbe conoscere la volontà di ciascun giocatore che è partito, oppure la considerazione che dirigenti e allenatori avevano di questi giocatori. Non si può commentare. Sì, ma sbagliare un ruolo, nel senso di andare al calciomercato per prendere un regista e scoprire le potenti partite che non è un regista. Ok, però ti dico, se noi avessimo, allora, viviamo in un periodo storico dove si stanno rivalutando i giocatori che non hanno un ruolo fisso, ma hanno caratteristiche che permettono loro di saper attaccare, difendere e fare tutta una serie di movimenti in campo funzionali a un progetto di squadra. Se noi avessimo fatto qualche risultato utile, non staremmo parlando qui e spaccando l'atomo su regista, interno, mezzala, ala, basso, alto, eccetera, eccetera. Io ho ripreso le parole del tecnico, ma sì, ho ripreso le parole del tecnico. Sì, ma dico, staremo qui a elogiare la d'utilità di diversi giocatori, eccetera, eccetera. Questo non toglie che in seno di progettazione di squadra, evidentemente qualcosa non è andato bene tra volontà dell'allenatore, possibilità del mercato, possibilità finanziarie, eccetera, eccetera. Il tutto amplificato da risultati non positivi. Però queste cose sono cose molto, molto intime, molto specifiche, che conoscono solo gli operatori di mercato del Cagliari, l'allenatore e il presidente. Però è evidente, è comprensibile che i tifosi abbiano però percepito un po' di confusione in questo senso. Questo via vai continuo e questi commenti magari non sempre chiarissimi, però sai, se uno vuole fare una... Ecco, io questo lo ritengo un feedback costruttivo, perché però se una persona offende, se una persona distrugge e basta, non arriva neanche alla società un messaggio utile. Se invece i commenti che ho letto poco fa sono commenti opportuni, il malcontento di una parte dei tifosi, oppure questi commenti vanno ascoltati in maniera molto precisa e secondo me vanno assolutamente presi in considerazione. Non sono neanche d'accordo con Serie B, non è vero. Però Massi, adesso abbiamo Atalanta, poi abbiamo Torino e Crotone, ok? Allora, il campionato del Cagliari o il futuro del campionato del Cagliari sarà o dipenderà da queste tre partite? Perché comunque sono due scontri diretti, parliamoci chiaro. Ora, ragionare su un blocco di tre partite come decisive, quando ne mancano tante, non si può. Però che siano partite molto importanti, sì, assolutamente. Lo è quella di domenica, non bisogna certo pensare che solo perché l'Atalanta è così forte sulla carta che non sia una partita importante dove poter trovare punti, perché io sono convinto che comunque l'impegno ci sarà e non è escluso che riusciamo a fare dei punti, ma chiaramente le altre due lo sono ancora di più perché sono dirette concorrenti ed è inutile negare che siano partite decisive. Il problema è l'approccio, secondo me. Come dicevamo prima, capire con quale spirito affronteremo, se abbiamo più paura o più voglia di vincere. Allora, la scintilla di cui parlava Di Francesco potrebbe, io mi auguro in tutto il cuore che allora in questi casi ci vuole qualche scarico, ci vogliono degli appoggi, degli ancoraggi. Quando c'è una situazione così difficile per tensione, per rendimento, ci vuole qualcosa che incoraggi, ci vogliono, io li chiamo ancoraggi, può essere un risultato, può essere qualcosa che permetta di respirare un attimo e di trovare anche nuove certezze, anche con i nuovi innesti, perché non è detto che adesso Rugani, non è detto che Asamoah, per quanto sia stato fermo per un po', non è detto che non possano dare un contributo anche decisivo, però è chiaro che bacchette magiche non ce ne sono, ci vuole qualche settimana, ci vuole un po' di tempo perché queste persone si frequentino, perché si allenino, perché trovino qualche punto di riferimento in più. Adesso, ripeto, io nomino Godin perché poi è quello che ha parlato, vedi perché funziona così, una persona fa una bella partita, dopo si sente un po' più forte, allora parla, prende responsabilità, cerca di assumere anche un ruolo di leader in un momento così difficile. Ma se perdonami, c'è un commento di Stefano che leggiamo assieme e appunto ti chiedo, perché è un altro aspetto che viene toccato, cioè l'identità, quello che manca in questo periodo secondo Stefano, senza nulla togliere i vari Rugani, Sottile, Nengolan,
tutti i giocatori non nostri, perché comunque sono in prestito, però nella loro testa non c'è il tutto per tutto. Se scendono, loro comunque hanno ritorno alla base in Serie A. Diverso invece se la salvezza ti vale una carriera, manca un'impronta, cioè il sardo, lo zoccolo duro made in Sardinia, forse è quello anche che manca? Allora sì, in parte può avere ragione questo tifoso, però allora, intanto per quanto riguarda Nainggolan mi sembra che abbia dimostrato di essere una persona che dà l'anima in campo, anche perché a furor di popolo era il giocatore che tutti quanti volevano che tornasse. Quindi, prima precisazione. È vero che l'identità è importante, però un'identità va contestualizzata. Noi non possiamo avere oggi di punto in bianco un'identità all'Athletic Bilbao, ma giusto per citarne, o del Bayern di Monaco. Noi non possiamo in 2 giorni, queste sono identità che si sono costruite in decenni e decenni di storia, di storia proprio di storia anche di un territorio, di un rapporto tra aziende e tifosi diverso. Quindi parlare di identità è una cosa molto bella, figurati, io sono d'accordissimo, però l'identità che noi possiamo avere adesso è più legata al fatto di avere delle persone che sono responsabili, persone capaci a giocare a calcio, è legata alla Sardegna, ma senza però esagerare, perché noi non possiamo attingere a quel genere di identità oggi. Non è detto che non la possiamo raggiungere, in passato l'abbiamo avuta diverse volte. Quindi questo è un tema molto delicato, però non penso che, soprattutto per Nainggolan, ha dimostrato più di una volta di essere una persona in tutte le squadre dove ha giocato, proprio da quel punto di vista di dare l'anima. Ma sì, chiudiamo la puntata di oggi ringraziando ovviamente tutte le persone. Giochiamo domenica pomeriggio, Cagliari-Atalanta. Non ti chiedo pronostici, però ti chiedo come giocheresti tu al posto di Di Francesco. Cioè, se avendo anche un po' di paura ovviamente, visti i risultati e visto il potenziale d'attacco dell'Atalanta, più coperto per giocare in contropiede oppure le aggrediresti dall'inizio? Guarda, la squadra giocherà in base a come si sentirà, perché non dipenderà solo da Di Francesco. Veramente il momento è quello che è, una parte non la può sapere nessuno, una parte, ripeto, potrebbe esserci una grandissima sorpresa, un qualcosa che anche durante la partita possa far migliorare la coesione, possa far tirare fuori tutta la scrollare di dosso, soprattutto un po' di paura, perché la paura è inevitabile in questi casi, non si manda via con una bacchetta magica, anche questa, però sono anche convinto che poi ci possa essere anche un episodio, comunque anche un atteggiamento di base che possa, ripeto, portarci ad avere dei punti. Per quanto riguarda, mi hai fatto una domanda diretta, io starei un po' una via di mezzo. Io per carattere, per come vivo io, mi piacerebbe sicuramente giocare in maniera intraprendente, non con attenzione, ma in maniera intraprendente, perché a fare la figura dei topi che hanno paura poi si finisce male, quindi questa è la mia risposta. C'è il commento di Tex sul quale però mi trovo anche d'accordo, perché negli ultimi 17 partite ha sempre cambiato formazione l'allenatore, manca un'identità di gioco. Torniamo al discorso che facevamo all'inizio della puntata relativa alla confusione, che è il messaggio poi che passa anche ai tifosi, cioè ogni volta cambiare i giocatori o cambiare modulo o cambiare sistemazione, ovviamente manca alla fine il cosiddetto progetto che deve essere costante, forse anche quello. Ci auguriamo che invece con la partita col Sassuolo, quella con la Roma e magari, sperando di vincere, con l'Atalanta, si possa arrivare ad un'identità anche grazie al mercato che ha regalato a Di Francesco giocatori. Fabrizio, rispondo un attimo al tifoso che differenziava identità antropologica da identità di gioco. Sì, anche qua in parte è vero, ho capito, ma a lungo termine un'identità di gioco è anche proprio il riflesso di un'identità antropologica, e potrei farti tanti esempi in giro per il mondo. Ho capito che molti si stanno riferendo a un'identità di gioco proposta da Di Francesco, ma ripeto, un'identità precisa e duratura non c'è stata per i motivi che abbiamo provato a elencare, ma insomma ce ne sarebbero anche altri. Detto questo, invece, ci auguriamo che questa identità poi alla fine diventi un po' più stabile anche da un punto di vista tecnico, ma ripeto, per un'identità molto più solida, più stabile e duratura ci vuole del tempo, e assolutamente
entra in campo invece anche assolutamente il territorio e tutta un'altra serie di considerazioni che poi tirava fuori anche l'altro tifoso sulla sardità e su altre cose. Magari avremo altre occasioni per approfondire. Assolutamente, perfetto. Allora io chiudo la puntata ricordando che domenica dalle 12 i Cagliari Club e tutti i tifosi si ritroveranno all'ingresso di Assemini e ci sarà il corteo, ovviamente diciamo così, controllato dalle forze dell'ordine per accompagnare la squadra allo stadio e far sentire la vicinanza dei tifosi in questo delicato momento. Grazie Massimiliano della tua partecipazione, ovviamente ci rivediamo presto, in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie a tutte le persone. Grazie a te, buonasera a tutti. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, grazie agli sponsor, grazie a blog Cagliari Calcio 1920. Ci vediamo lunedì sempre in diretta per parlare del post partita. Ci auguriamo che sia finalmente un sorriso a pieno regime con i 3 punti in tasca. Grazie ancora e buon weekend a tutti. Ciao. Buonasera, ciao.